Trattative fantasma o c'è chi bleffa? Sta di fatto che il tempo scorre inesorabilmente e il semaforo rosso è ormai lì, pronto per scattare. Il countdown dice meno 4 giorni e poi per l'Acragas calerebbe il buio. Iscrizione alla prossima stagione di Lega Pro dunque seriamente a rischio. I tifosi non mollano la presa e torneranno a farsi sentire, così come sono tornati a farsi sentire i presidenti Silvia Alessi e Marcello Giavarini, i quali mettono le cose in chiaro. In piedi, sottolineano, non c'è alcuna trattativa per salvare il club o per l'ingresso di nuovi soci. Dobbiamo purtroppo constatare, aggiungono i due, che nessuno tra imprenditori e rappresentanti delle istituzioni politiche si è fatto vivo con noi per discutere di Acragas e provare a salvare il titolo in Lega Pro. Nemmeno l'amministrazione comunale ci ha interpellati. L'indifferenza sull'Acragas sarebbe dunque totale. Finora, facendo fede alle dichiarazioni di Alessi e Giavarini, non sarebbe pervenuta nessuna richiesta di rilevare il club. La situazione è la stessa di alcuni giorni fa, evidenziano ancora i due. È come se il futuro dell'Acragas non interessasse a nessuno e di questo siamo molto amareggiati. Ai nostri appelli e gridi d'allarme nessuno ha mai dato risposta, sia positiva che negativa. Siamo costretti purtroppo a prenderne atto e rimarchiamo il fatto, proseguono Alessi e Giavarini, che da soli non possiamo più continuare a sostenere la gestione dell'Acragas. C'è ancora tempo per aiutare il club, ci sono ancora 4 giorni per cercare di salvare l'Acragas, ma senza l'apporto di nuovi soci la squadra non sarà iscritta in Lega Pro, concludono Alessi e Giavarini.